cercheremo insieme ai sindaci di fare ancora una campagna, magari col camper, nei comuni, per fare in modo che si arrivi a una copertura degli over 60 vicino al 90%. Al mercato settimanale, alle manifestazioni più frequentate, da Asolo a Vittorio Veneto, vaccinatori dell'ULSS 2 in camper nei comuni in cui la percentuale di over 60 immunizzata è ancora troppo bassa. In questi comuni abbiamo una copertura del 78 all'85, quindi andremo a spingere, soprattutto perché andremo a fare Johnson & Johnson, un'unica dose, e quindi una persona poi è libera di fare quello che vuole. Per cui chiediamo la collaborazione e dei medici di famiglia e dei sindaci per andare in questi comuni dove ancora il tasso ovviamente di vaccinazione è basso. L'azienda sanitaria trevigiana sta tentando tutte le strade per raggiungere quanti più soggetti a rischio possibili e chi ha più di 60 anni viene considerato tale. La situazione epidemiologica è buona in questo momento, l'indice di positività è sceso a 16 ogni 100.000 abitanti e anche il cluster che ormai ha interessato la comunità SIC si sta riducendo. Una cinquantina i contagiati, 17 quelli già negativizzati, 130 i soggetti in totale costretti all'isolamento. 0 casi nelle RSA a parte un operatore non vaccinato. I sanitari che hanno rifiutato il vaccino presentando certificato medico sono numerosi. Noi abbiamo avuto circa 160-200 richieste, almeno questo mi dice il medico competente, di persone che hanno, come dire, mandato un certificato medico per essere esonerati alla vaccinazione. Come prevede il decreto legge c'è una commissione che valuterà ovviamente questa documentazione e poi deciderà. Tra loro Riccardo Szumski, medico e sindaco di Santa Lucia, che domenica in Piazza Duomo a Milano ha ribadito che il Covid, anche nei casi gravi, si può curare a domicilio. Rispetto ai pazienti critici, Benazzi ribadisce il ruolo fondamentale degli ospedali. Quanto a Szumski, non è il solo, dice, ad aver curato a casa i malati, non è né un guaritore né Padre Pio, incalza. Un rispetto verso i colleghi che stanno lavorando, anche loro, e hanno lavorato, tanti dei suoi colleghi si sono anche ammalati, avevano preso il Covid, per cui bisogna rispettare tutti, perché se c'è un'ottima assistenza sanitaria domiciliare come è il Veneto, perché ha questa tradizione, lo si deve anche molto ai colleghi di Szumski e non solo al dottor Szumski.